Buongiorno, buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG. Andiamo subito da Valentina Visentina e da Francesco Rattai per la tragedia della neonata che la madre avrebbe gettato nel water. La neonata è morta e adesso c'è anche il sospetto che ci sia dietro un giro della prostituzione. Andiamo subito da Valentina Visentina. Telespettatori emergono particolari sempre più inquietanti. Aspetta. Allora c'è un problema con l'audio, succede, adesso vediamo di ricollegarci con Valentina Visentina e Francesco Rattai. Sembra che ci fosse un giro della prostituzione in quel night dove è stato trovato il corpicino di una neonata, è stato ritrovato il corpicino nel water, la bambina sarebbe morta annegata, la madre è indagata per omicidio. Vediamo se adesso riusciamo a riprendere il collegamento. A te Valentina. Sì, dicevamo, emergono particolari sempre più inquietanti sul caso dell'infanticidio di Pieve di Sacco, perché dopo aver chiarito la dinamica di quanto è accaduto, ovvero che la donna 29enne Melissa Russo Machado, attualmente arrestata con l'accusa di omicidio aggravato, è attualmente appunto in stato di fermo, emergono particolari sempre più inquietanti. La donna avrebbe prima partorito, poi gettato la bambina, la neonata, nel water, provocandone l'annegamento tirando lo sciacquone dell'acqua. Questo è quanto ricostruito dalla medico legale che ha visto per primo il corpo della bambina martedì all'alba, quando sono arrivati i carabinieri sul posto chiamati dai medici del 118. Ma quello che è emerso nelle scorse ore è che i soccorsi sono stati chiamati almeno un'ora dopo il parto, quindi la ragazza ha partorito, ha tentato di disfarsi del corpicino della piccola creatura, poi è scesa a chiamare una collega. Sono saliti nella stanza dormitorio anche i due titolari dell'attività, un cinese e un romeno, e solo dopo un'ora sarebbero stati allertati i soccorsi che quando sono arrivati appunto si sono trovati davanti agli occhi una scena agghiacciante, con l'acqua che straripava dal water e il piccolo corpicino incastrato con la testa rivolta verso il basso, quindi con la morte che è stata provocata dall'annegamento. E dunque potrebbe anche aggravarsi la posizione anche di queste persone che sono corse in aiuto della 29enne, che è piantonata in ospedale e che oggi dovrebbe essere anche sottoposta all'interrogatorio di garanzia alla presenza dell'avvocato che le è stato affidato d'ufficio. Ma c'è anche un'altra inchiesta che corre parallela a quella sulla morte della neonata, perché ovviamente si indaga anche sulla situazione all'interno del nightclub Il Serale di Pieve di Sacco, dove c'è il sospetto ci possa essere stato anche sfruttamento della prostituzione, perché il pubblico ministero Sergio Dini ha ordinato appunto di porre i sigilli e quindi il sequestro dell'intero stabile e ha aperto un'indagine per sfruttamento della prostituzione. Al momento nel fascicolo non risultano iscritti indagati, ma verrà chiarita ovviamente la posizione e sentiti nei prossimi giorni i due nuovi titolari, un cinese e un romeno, che erano da poco subentrati nella gestione di questo locale che si trova lungo la strada principale d'accesso a Pieve di Sacco e che quella notte era frequentato da alcuni clienti, mentre altre 3 ragazze dell'Est Europa stavano ballando e molto probabilmente, appunto, come vuole chiarire l'indagine della procura, forse si prostituivano. Ma questo è un altro filone di inchiesta. Ovviamente il principale resta quello sulla morte della neonata, una gravidanza giunta a termine e nascosta almeno a parole dalla ragazza, dalla 29enne, che non ha mai confermato di essere incinta, ma che nemmeno lo nascondeva. Quello che questa tragedia però ha aperto è un vaso di Pandora, ha scosso molto l'opinione pubblica e i medici dell'ospedale di Padova hanno ricordato come si possa partorire in completo anonimato in una struttura ospedaliera, quindi in sicurezza, e poi poter affidare il neonato alle cure dei sanitari e soprattutto la culla della vita presente qui a Padova, ma anche a Campo San Piero e a Schiavonia. Purtroppo uno strumento che è stato utilizzato davvero poco in questi anni, ma ci racconta tutto nel servizio Francesco Rattai. Io restituisco la linea allo studio.
A Padova da 12 anni è presente la Culla per la Vita, uno sportello in via San Massimo vicino all'ospedale dove i genitori in difficoltà possono lasciare alle cure dei medici i neonati. Questo è uno sportello, una sorta di bancomat che si apre delle porte in cui si può lasciare il bambino, ma nel momento che ciò avviene scatta un allarme per un'equipe medica pronta ad intervenire, a prendersi cura del bambino in qualunque condizione esso sia, per cui quei pochissimi casi che abbiamo avuto siano tutti risolti positivamente per il bambino a breve termine. Il lungo termine forse è qualcosa che sarà da rivedere. In questi anni la Culla per la Vita è stata utilizzata solo una volta, l'attenzione resta comunque alta. Purtroppo gli eventi di cronaca esaltano i fenomeni e sembrano rendere più eclatanti di quanto in realtà non siano. Credo che il dato di fatto è che è un evento rarissimo, fortunatamente, che ancora questa nostra società, struttura sociale, fa sì che situazioni di abbandono come in passato nei secoli avvenivano siano veramente fenomeni rari. Lo leggerei così e non solo perché la gente non sa che sia questo, no, non credo. È un evento fortunatamente raro nella nostra società. La Culla della Vita resta uno degli strumenti che la sanità pubblica offre alle donne che non vogliono o non possono crescere il neonato, garantendo comunque sempre l'anonimato. Là dove c'è una gravidanza tra virgolette indesiderata portata a termine c'è la possibilità appunto di venire in ospedale, di partorire in perfetto appunto anonimato se si vuole entrare nei nostri reparti, oppure c'è anche questa possibilità della Culla per la Vita che si trova qui a Padova in via San Massimo. Grazie a Valentina Visentin per il collegamento da Piave di Sacco e a Francesco Ratai. Viene in mente la vicenda di Chiara Petrolini, la ragazza che non sapeva di essere incinta, così ha detto, e ha sepolto 2 neonati nel suo giardino, fatti terribili. E ancora con i neonati ha a che fare la cronaca, perché un oncologo padovano è stato fermato a Buenos Aires mentre insieme ad un altro uomo, ad una donna e a una bambina appena nata stava rientrando in Italia. La bambina sarebbe frutto di maternità surrogata. Di recente, per effetto di un DDL approvato in Senato, è diventata, come sapete, reato universale. Bloccati all'aeroporto di Buenos Aires mentre stavano prendendo il volo per Parigi, 3 persone, 2 uomini italiani e una donna argentina, con loro una bimba di appena 15 giorni. Le autorità argentine hanno bloccato i 3 con il sospetto che si tratti di un caso di maternità surrogata. Uno dei 2 uomini è un oncologo di Padova, la neonata venuta al mondo lo scorso 10 ottobre in accordo tra la donna e 2 uomini che la vogliono crescere. La notizia è stata riportata dal quotidiano argentino La Nación, che parla anche del compenso che la 28enne avrebbe ricevuto dai 2 italiani, ovvero 6 milioni di pesos equivalenti a 5.500 euro. I 3 sono stati bloccati perché in Argentina non ci sono regole su eventuali sanzioni, ma soprattutto perché in Italia, proprio pochi giorni fa, il Senato ha approvato il disegno di legge che definisce la maternità surrogata reato universale. Il sospetto delle autorità argentine è che dietro a questo caso ci sia un'organizzazione che avrebbe sfruttato la donna trattenendo gran parte della somma pagata dai 2 italiani e concedendo alla 28enne solo una piccola cifra. Anche la Farnesina sta seguendo il caso. È un caso di cui si parlerà molto perché è diventata la maternità surrogata, è diventata reato universale, quindi chi è all'estero può essere fermato. È stato ripescato ieri sera il corpo senza vita di Marco Breda, il 30enne di Bovolenta, che era scomparso da casa una settimana fa. È finita nel peggiore dei modi la ricerca di Marco Breda, il 30enne di Bovolenta, scomparso da casa venerdì scorso. Il corpo del giovane uomo è stato ripescato ieri sera dai vigili del fuoco di Padova, che erano impegnati da giorni a scandagliare le acque del fiume Bacchiglione. I sommozzatori di Venezia e Vicenza hanno setacciato per giorni il fondale fino ad individuare un punto particolare per via di alcune correnti. È lì che ieri sera, durante l'ultima immersione, hanno trovato la Opel del 30enne e il suo corpo all'interno. Il corpo di Marco Breda è stato portato all'Istituto di Medicina Legale in attesa del nulla osta della Procura per la restituzione della salma ai familiari, che poi decideranno la data delle esequie. Il dolore della famiglia del 30enne, che in questi giorni non aveva mai smesso di sperare di trovare vivo Marco, a cui si aggiunge il dolore dell'intera comunità di Bovolenta.
Torneremo alla cronaca nera, perché non manca mai, ma adesso facciamo un salto in diretta a Venezia da Filippo Fois, perché la Commissione UNESCO sta valutando come considerare Venezia, che è nella blacklist delle città in pericolo. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. L'incontro con comitati, associazioni, ordini di categoria e associazioni di categoria si è appena concluso. Noi siamo proprio nella calle in cui si trova la sede dell'UNESCO. Io infatti chiederei, siamo un po' tanti, la calle è stretta. Lei è il presidente dell'Ordine degli Architetti di Venezia, sì. Si chiama? Sono Roberto Beraldo e presiedo l'Ordine degli Architetti. Che cosa ha detto alla Commissione? Ho detto alla Commissione che noi ci troviamo a vivere in una città nella quale molto del tessuto culturale, sociale è stato perso grazie agli effetti dell'overturismo, che induce a pensare che la città sia un terreno per investimenti ad alta redditività. Gli architetti producono quotidianamente progetti di restauro, di recupero con alto valore etico, alle volte sociali, ma si ritrovano a lavorare in un contesto in cui si è perso il tessuto sociale, delle relazioni sociali dei cittadini che non si identificano più in questa città, lasciando quindi spazio agli immobili residenziali che vengono trasformati in turistici. Grazie Presidente. C'è difficoltà a Venezia, che si spopola, a trovare casa. Susanna Polloni e della Rete Solidale per la Casa. Lei ha portato queste problematiche dello spopolamento alla Commissione UNESCO? Sì, abbiamo portato le problematiche dello spopolamento, del disagio abitativo, del grave disagio abitativo che viviamo in città. Questo a causa della mancata assegnazione delle case pubbliche, della mancata manutenzione delle stesse, della mancata assegnazione e del fatto che sono lievitati i prezzi per il fatto delle affittanze turistiche. Abbiamo bisogno assolutamente di un regolamento efficace per le affittanze brevi, ma che serva veramente stringente a ridurre gli affitti turistici. Poi ci sono anche i casi singoli, per esempio quello dell'isola di Sant'Erasmo, dove vogliono fare un parco fotovoltaico e anche installare un antennone. Lei è del comitato? Sì, sono del comitato etico Sant'Erasmo, sono Paola Giurin e sì, noi siamo preoccupati perché dalla sera alla mattina è sorta un'antenna di 24 metri all'interno degli orti senza avere nessuna attenzione da parte della sovrintendenza, poiché adesso sembra ci sia un progetto di 12 ettari di agrifotovoltaico in un'isola così delicata. Abbiamo messo un po' il problema all'evidenza dell'UNESCO. Tra l'altro l'isola è tutelata UNESCO, quindi non potrebbero mettere pannelli a terra, quindi sollecitiamo che... Adesso, come sentite, sono tantissime le voci. Per esempio qui abbiamo il comitato contro il motondoso. Voi siete il gruppo Insieme, cioè vale a dire 41 associazioni di voga e di barche a vela. Voi avete fatto presente come il problema ci sia ancora e sia abbastanza pesante? Sì, è sicuramente un problema che è legato a tripla mandata alla città, quindi noi abbiamo ribadito il concetto che bisogna iniziare a fronteggiarlo a gamba tesa, quindi più controlli, ma soprattutto mettere in atto i sistemi di controllo da remoto per poter sanzionare chi effettivamente continua a non rispettare le regole, ma soprattutto la sicurezza della navigazione. E poi io chiuderei anche con il presidente regionale di Lega Ambiente. Tra l'altro in questo periodo si sta parlando addirittura di una centrale nucleare da fare a Marghera, a pochi passi da Venezia. Ma per noi era più una boutade che altro, magari accolta forse con tanto piacere da alcuni, ma su cui penso che ci sia da mettere un punto, perché non si può parlare di nucleare quando non si parla dei rinnovabili in questa città, in questo territorio, che sono molto più importanti, che hanno bisogno di essere sviluppate, e crediamo che anche su questo aspetto magari un po' di attenzione in più vada messa anche da parte degli organi internazionali. Grazie direttore. Come hai sentito sono tantissime le voci che ci sono qui e la situazione è stata espressa a 360 gradi alla Commissione UNESCO. Poi vedremo come andrà a finire, se Venezia entrerà o meno nella blacklist dei siti dell'umanità a rischio. Io restituirei la linea. Grazie molto a Filippo Fois e a Sandro Ponchio. E tra l'altro Venezia adesso per fortuna è protetta efficacemente dal MOSE, quindi niente più acqua alta. Il paradosso è che invece altre regioni sono in ammollo, e vedete cosa è accaduto ieri in Spagna, a Valencia, una tragedia, veramente l'apocalisse,
con le strade trasformate in fiumi veri e propri, centinaia, migliaia di macchine trascinate via dalla corrente, migliaia di persone senza luce, migliaia di persone che hanno perso tutto perché abitavano ai piani terreni che sono stati devastati, persone salvate in extremis da passanti che le vedevano andare via con questo corso d'acqua, con questo tsunami, le hanno salvate all'ultimo momento. Spaventoso, più di 100 morti, una cinquantina di dispersi, una tragedia senza precedenti a Valencia. E noi sul territorio abbiamo spesso dei problemi di dissesti idrogeologici. Ieri è stata sfiorata una tragedia a Saviner di Laste di Rocca Pietore. Un masso di grandi dimensioni è caduto su una casa sventrandola. In columi un anziano novantenne e la figlia di 63 anni. Ieri sera si è staccato un masso verso le 18:30, 18:40 dal pendio soprastante l'abitazione e ha centrato l'abitazione sfondando e arrivando praticamente in una stanza. Fortunatamente non ci sono feriti, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Si tira un sospiro di sollievo per la tragedia sfiorata a Saviner di Laste di Rocca Pietore. Il grande masso in bilico su una ceppaia che si è mosso e ha preso velocità rotolando per una trentina di metri ha sventrato una porzione della casa che si trova proprio a ridosso del versante. Un rumore sordo e poi un botto hanno fatto tremare l'abitazione dove abitano padre e figlia, ultranovantenne lui, 63 anni lei. Un miracolo ha salvato loro la vita. Entrambi si trovavano sul lato opposto della camera da letto dove si è fermato il masso. Da subito siamo stati allertati, dai vigili del fuoco che immediatamente hanno valutato la scena dell'incidente e poi con la provincia questa mattina abbiamo già fatto un sopralluogo dopo le verifiche del caso fatte dal dirigente, dal funzionario dei Vigili del Fuoco che ha dichiarato in parte l'agibilità della casa. Padre e figlia infatti, pur spaventati, hanno potuto trascorrere la notte a casa. Ieri sera hanno lavorato i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la porzione danneggiata dell'abitazione che si trova nelle vicinanze degli hotel Venezia e Aurora. Senta, quello è un versante che era stato interessato da lavori di consolidamento dopo post Vaia? Ma quel versante lì era stato ovviamente, come tantissimi versanti del nostro comune, interessato dalla tempesta Vaia e poco più avanti sì, ci sono delle reti paramassi. Ovviamente adesso stiamo valutando con la provincia come procedere al consolidamento anche di questa parte, un po' più destra rispetto alle opere già realizzate e spero confido che la provincia intervenga subito perché veramente la protezione delle abitazioni è una cosa essenziale per i nostri paesi. Oggi in regia Francesca Pezzo e Alberto Pivetta. Vediamo ancora una frana, questa volta lungo la strada del Pasubio, è stata chiusa e all'opera dall'alba ci sono i vigili del fuoco. Una frana di grossi massi e altro materiale di pietrisco che hanno completamente bloccato la carreggiata. È successo in località Asse a Torre Belvicino. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per questo la strada provinciale 46 del Pasubio è interrotta da stamani, quando i vigili del fuoco, arrivati con una squadra da Schio, hanno eseguito un primo sopralluogo e provveduto ad avvertire gli organi di competenza per bloccare la strada, che è stata chiusa al traffico in attesa delle valutazioni di viabilità. Sul posto il sindaco di Torre Belvicino, l'assessore alla viabilità, la polizia locale e i carabinieri. Andiamo a Vicenza, dove c'è stato un sopralluogo dell'assessore comunale ai servizi cimiteriali Leonardo Nicolai, progetti che riguardano il cimitero anche dal punto di vista culturale, visto che è un cimitero monumentale. Sentiamo Luisa Bertini. Siamo al cimitero maggiore, ovviamente la festa prossima è quella della ricorrenza dei morti. Sono in compagnia con l'assessore Leonardo Nicolai perché oggi ha effettuato un sopralluogo e tante le novità anche per quello che riguarda la manutenzione e il rinnovamento, in qualche modo la riqualificazione del cimitero maggiore anche dal punto di vista culturale. Quali sono le novità?
Allora, intanto abbiamo tenuto molto a fare questa serie di sopralluoghi, perché se c'è una cosa che abbiamo cercato in questo ultimo anno e mezzo di porre in evidenza è la cura che cerchiamo di avere. Questo l'abbiamo fatto in collaborazione col gestore, che è MCPS, e quest'anno insomma è stata visibile proprio con i nostri occhi, insomma, la cura che i nostri tecnici e operai hanno delle cose. Questo guarda anche alle prospettive. La vera cura è proprio come si può dire, una parola chiave per il futuro. Guardando al Maggiore, in questo caso, visto che siamo qui, sono molti progetti in atto, a partire dalla cura dei nostri cari. Faremo presto nuovi ossari con alcuni capitoli di bilancio che abbiamo reperito e trovato in questi mesi, che erano carenti, e quindi era una situazione molto grave a fronte di inadempienze degli anni passati. Ci siamo trovati un po' con l'acqua alla gola, ma stiamo operando per. Come hai giustamente sottolineato, anche una prospettiva culturale, perché il nostro cimitero è un cimitero monumentale che merita di essere visto anche da tutta la città. Guardiamo ad esempio il Famedio. Abbiamo un possibile progetto che cercheremo in questi mesi di mettere a terra per una rivalorizzazione completa, e in collaborazione, insomma, con un importante club della nostra città, ma non solo, anche se devo guardare da un punto di vista della mobilità, il cimitero è un asse importante anche ad esempio per i nostri studenti, per le scuole. E a proposito delle polemiche che ci sono state negli ultimi giorni, che sembrerebbe sia stato chiesto a molti, diciamo, di togliere i pupazzini o altri oggetti dalle tombe, oltre a un altro problema che però si protrae negli anni, che è quello del disassamento di alcune tombe. Ecco, relativamente a queste due problematiche? Allora, diciamolo, quando parliamo di cura non è retorica, ma è verità. Non ci sono sceriffi al cimitero, né noi né MCPS, semplicemente spesso ci sono delle procedure che spesso non vengono rispettate. È il caso di alcune segnalazioni che dopo un'indagine era emersa che non era stata richiesta un'autorizzazione. È come fare una casa, dopo emerge che c'è un terrazzo di troppo, se non avevi chiesto autorizzazione può andare bene come non andare bene. Attenzione, ci sono molte persone che chiedono autorizzazione e intervengono a posteriori, e quindi ogni tanto ci sono delle anche esagerazioni, come abbiamo visto i giorni scorsi, perché adesso la domanda è sui pupazzetti, ma vi segnalo una tomba, insomma, col poker disegnato. Ecco, il comune comunque, per parlare anche di numeri, l'anno scorso ha fatto a campione 50 controlli e di questi 18 sono risultati fuori norma. Cosa accade? Giusto per essere chiari, nessuno toglie niente, viene messo un avviso invitando le famiglie a contattare l'azienda che ha fatto i lavori per mettere in regola la cosa. Se non viene fatto, a quel punto il comune interverrà, ma stiamo parlando di mesi di tempo e di disponibilità. Per quanto riguarda il disallineamento delle tombe, anche questo è abbastanza normale. Parliamo di tombe che sono lì da 20, 30, 40 anni, spesso e volentieri. Sono dei vuoti nel terreno. Tra acque, allineamenti del terreno può succedere, ve lo posso assicurare perché stamattina abbiamo visto tutti i cimiteri, è abbastanza rara. C'è effettivamente una piccola area qua al Maggiore, per il resto ce n'è una ogni tanto, quindi sono cose che vediamo in ogni città, e spesso anche qui nascono da progetti non proprio aderenti. Molto spesso ci sono lastre in marmo enormi e quindi che pesano, e quindi è anche normale. Chiarissimo, io ringrazio l'assessore per essere stato con noi. Grazie. Una questione importante è quella dei cimiteri. Con l'invecchiamento della popolazione c'è sempre una maggiore richiesta di tombe che spesso mancano, e questo è un effetto appunto della denatalità e di un invecchiamento della popolazione italiana. Treviso adesso in diretta da Lucio Zanato, perché sono stati celebrati i funerali di un grande imprenditore, Massimo Donadon, che ha inventato sistemi noti in tutto il mondo per la derattizzazione. A te Lucio.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, è stato l'inventore, anzi diciamo così, è stato il vincitore della prima gara per deratizzare la città di New York e da lì è incominciata la sua fortuna. Sto parlando di Massimo Donadon, 91 anni, scomparso a 91 anni qualche giorno fa, oggi qui a San Nicolò e le esequie, come vedi alle nostre spalle l'altare, fiori bianchi per la sua bara, ma fiori bianchi ovunque per ricordare questo imprenditore davvero geniale e particolare. Due gli elementi, il primo quello citato da Don Tiziano Farronato, che è il parroco qui di San Nicolò, che ha ricordato come questo imprenditore sapesse coniugare il tempo del lavoro con il tempo delle amicizie, dei rapporti, delle persone, cosa che è stata anche ribadita da Roberto Castagner della distilleria omonima, uno degli altri imprenditori di successo del nostro nord-est, grande amico di Massimo Donadon, che ha appunto ricordato nella lettera che gli ha dedicato: sei e rimarrai sempre il nostro supereroe, proprio per la capacità di coniugare sia il genio imprenditoriale ma anche la capacità, l'empatia, il fatto di potersi trasportare con le persone, potersi divertire, poter insomma godere di quella vita che lui ha goduto fino all'ultimo istante, come ha anche ricordato la figlia Barbara nella lettera che gli ha dedicato. Oltre 400 persone hanno partecipato alle esequie, va ricordato naturalmente oltre al nipote Riccardo Donadon Niche Farm, grandi nomi dell'imprenditoria. Mi viene in mente per dire l'ex questore Carmine Damiano, oggi al vertice di una delle grandi imprese di costruzione, ma poi abbiamo visto anche Massimo Colomban per Mastelisa e Castelbrando, per intenderci, Bruno Vianello della Texa e poi naturalmente appunto Roberto Castagner, solo per citare alcuni nomi. E per tutti comunque il cordoglio unanime verso la famiglia, ma verso anche il mondo dell'impresa, quell'impresa che ha fatto e ha creato il nome del nord-est, il mitico nord-est del mondo, e proprio Massimo Donadon è uno di questi esponenti che ha saputo in una nicchia di mercato come la deratizzazione fare veramente una fortuna con 17.000 punti vendita del mondo e oltre 30 laboratori in tutto il mondo, quindi una dimensione che va oltre. Però l'ultima immagine che vi voglio dare di questa esequia che noi racconteremo nel corso del telegiornale di questa sera è proprio dedicata all'uomo Massimo Donadon, la capacità di poter andare a Roma, di poter fare un po' di essere in amicizia, di trovare amicizia ovunque e quindi comunque, e tu lo sai direttore quanto sia difficile trovare un posto in albergo a Roma ma senza nessuna prenotazione, lui ogni volta che scendeva a Roma una stanza la trovava, e sempre nei migliori alberghi, proprio perché l'empatia e la capacità di avere rapporti con le persone, di sapersi divertire e di divertirsi con le persone è stata la sua caratteristica in questo suo passaggio, in questa sua vita. Le esequie sono terminate, la salma è stata disposta per la cremazione, sentivo prima da Vicenza e quindi anche il bisogno di maggior numero di tombe. Qui va detto che parlando proprio con il parroco veramente c'è una presenza verticale di funerali che poi terminano qui a Treviso con la cremazione, quindi un altro tema nel tema di questo collegamento. Se non hai domande, a te direttore. Grazie molte Lucio, un altro grande capitano d'industria che se n'è andato purtroppo. Tutti uomini self-made men, sono partiti in gran parte dal nulla e hanno creato degli imperi. Torniamo alla cronaca nera, perché in tutto il Bassanese razzie dei ladri, i ladri scatenati approfittano anche dell'ora solare. Andiamo da Mirko Cavallina, Romano Dezzelino. Buongiorno direttore, bentrovati con Alessandro Costacuta alla parte tecnica e il sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorinsi. Come dicevi, in questi giorni abbiamo dato conto di assalti alle banche, ai bancomat, alle case private. Insomma, sindaco, purtroppo è questa stagione di caduta delle foglie ma anche di intrusione nelle case. Purtroppo, buongiorno a tutti, la stagione è quella anche delle attività predatorie nelle case, attività che purtroppo si ripete in determinati periodi dell'anno e che, come ogni anno, cerchiamo di far percepire il meno possibile ai cittadini, anche grazie a una serie di interventi di sensibilizzazione, ma soprattutto di attenzioni maggiori che le istituzioni danno a queste attività, proprio per dare la percezione di sicurezza maggiore possibile a chi abita nei nostri territori. Voi che segnalazioni, che notizie avete di queste settimane?
Purtroppo anche a Romano sono avvenuti dei fatti di predazioni in casa, sono avvenuti fortunatamente con l'assenza di persone in casa, ma è capitato in territori limitrofi che si fossero introdotti i ladri in casa anche con la presenza di persone. Per cui l'attività nostra si concentra anche nel dare degli strumenti e delle indicazioni ai cittadini e a coloro che in questo momento potrebbero essere i più colpiti da questo fenomeno. Come diceva il direttore, è l'ora del tramonto, quella più critica. Sì, abbiamo ricevuto le informazioni ancora dallo scorso anno grazie alle consuete riunioni e incontri che facciamo con i carabinieri, con la cittadinanza, che la maggior parte di queste attività predatorie avviene nell'orario 16-21. Di conseguenza ci troviamo nella condizione di dire a tutti quanti che quella è l'orario in cui si concentra un'attività di controllo, quello è l'orario in cui ognuno dei cittadini dovrebbe porre in essere delle piccole accortezze, ma soprattutto rendere la propria casa più viva. Se tutta l'attività si concentra tra le 16 e le 20 è ovvio che è l'orario in cui le persone rientrano dal lavoro. Quindi proprio avere l'accortezza anche di lasciare le luci accese, mettersi d'accordo perché ci sia sempre qualcuno che sorveglia o che è presente in casa, ma soprattutto dare una mano a chi è più fragile in questo settore. Voi avete un servizio di controllo del vicinato, oltre alla stazione dei carabinieri che fa il suo lavoro? Abbiamo iniziato con questo progetto ancora lo scorso anno, non è una cosa che sta facendo molta presa, ma proprio alla luce di questi fatti è proprio in questi momenti poi che i cittadini si rivolgono a noi per creare questi gruppi di persone. Abbiamo in questi giorni contattato la prefettura per dare seguito al protocollo e alla firma del protocollo, perché vogliamo iniziare da presto anche con questo controllo di vicinato. La cosa che mi sento di dire a tutti è di porre attenzione proprio a far percepire la propria casa come viva, come attiva, come accesa, di soprattutto dare una mano alle persone più fragili, alle persone più sole. Monitorarle, darsi anche una regolare modalità con cui chiamarle e telefonarle e in questi giorni invitare tutti coloro che hanno dei genitori anziani e le persone anziane che sanno che sono in casa da sole a renderle ancora più attente e previdenti rispetto a quello che può succedere. Purtroppo poi sappiamo che i ladri non guardano letteralmente in faccia a nessuno, anche magari per pochi spiccioli. Grazie allora al sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, Alessandro Costacuta per la parte tecnica, direttore a te la linea. Grazie molte, grazie al sindaco Bontorin e ai nostri colleghi. Andiamo a Bassano Grappa perché si parla sempre, a volte soltanto di sicurezza, è un tasto dolente in questi tempi. Vediamo cosa hanno detto i bassanesi. Tanti furti nelle case, nel bassanese. Lei si sente sicuro? Insomma, c'è bisogno di più sicurezza? Insomma, non è che siamo su un posto abbastanza quieto, sono in periferia, non c'è tanta confusione. Lei si sente al sicuro? Ci sarebbe bisogno di più sicurezza? Sicuro, sempre stato sul sicuro, quindi non c'è problema. Avete un po' di paura, signora? Io sì, molta. E anche un'altra. Senta, cosa bisognerebbe fare? Più controlli, magari? Più controlli, perché non ci sono controlli per me dove abito, ma non so neanche cosa dire perché mi va dentro lo stesso. Magari sarebbero utili un po' di controlli in più sotto le feste, insomma, per arginare. Sì, un po' di più, sì, magari qualche poliziotto, qualche guardia, qualche vigile che giri intorno a San Vito, perché c'era prima il vigile, non lo vedo più adesso. C'è sempre un po' di paura. Io abito a Semonso e un po' diciamo all'aria aperta, nel senso, ma si ha sempre un po' di paura. Da noi in paese, quando vedi una persona che non conosci, qualcuno, hai sempre il dubbio. Lei, signora, ha un po' di paura in questo periodo? Sì, certo, perché da noi anche qualche anno fa è entrati. Lei ha paura un po', signora? Sì, certo. Un po' tutti abbiamo paura. Un po' di controllo in più, un po' di polizia che passi per i quartieri, un po' generale, insomma, il discorso. C'è un po' di paura in questo periodo dell'anno per i furti? Cominciano bene, sono sulla cresta dell'onda adesso. Certo, ma tu puoi avere allarmini, quando ti hanno adocchiato bene, vedono che sei uscito, sanno dove, quando, come, perché. Il che, cosa fare?
Sperare. Cosa fare? Sperare? C'è disperazione quando viene violata una casa, poi anche rassegnazione, anche un po' di ironia in queste circostanze. E poi ci sono le truffe telefoniche, bisogna stare sempre molto attenti, è facile cadere nella rete degli imbroglioni, è successo anche a un nostro collega. Hanno provato anche con noi, arriva la suoneria di un messaggio sul cellulare, papà ho perso il telefono, questo è un numero temporaneo, memorizzalo e chiamami subito, scrivimi via WhatsApp. Quando l'ho ricevuto un attimo di incertezza, poi non bisogna perdere la calma, pensate che molto spesso dietro a questi messaggi ci sono dei tentativi di truffa. Allora cosa fare? Sicuramente la prima operazione è quella di chiamare i propri figli, se si è genitori, e accertarsi che non sia successo nulla, che i telefoni siano regolarmente funzionanti e che non ci sia nessun numero temporaneo. Poi naturalmente cancellare subito il messaggio che avete ricevuto. Tentativi di truffa perché? Perché certamente poi rispondendo a questi messaggi si crea un contatto con i truffatori che quasi sempre poi chiedono o i vostri dati oppure simulando delle emergenze chiedono di ricevere dei soldi, dei bonifici o comunque carpire i vostri dati personali. Quindi ripeto, lucidità, sangue freddo, non fatevi prendere così dalla fretta, perché poi quando si mettono di mezzo anche i propri affetti e i figli, ovviamente si è magari tentati di seguire le istruzioni. E poi non dimenticatevi, ed è bene non lasciar correre, di contattare sempre le forze dell'ordine e segnalare comunque quello che è accaduto, perché loro con gli strumenti che hanno a disposizione possono magari risalire a questi truffatori e interrompere quello che è accaduto. È diventato un caso nazionale il ballo del nonno di Kevin Gentilin, morto a 15 anni in moto mentre andava a scuola. È diventato un caso nazionale il fatto che suo nonno, che lo amava tantissimo, davanti al feretro, anche insieme al padre della vittima, si è lanciato in una danza tecno urlando vivere, vivere, vivere. Oggi Massimo Gramellini sul Corriere della Sera in prima pagina lo difende, perché molti hanno criticato ma come si balla davanti al feretro. No, dice Gramellini, io sono d'accordo con lui, ai funerali ognuno con il dolore reagisce come può e come vuole. Vediamo. È stato un attimo tremendo e cattivo a metterci tutti a terra, Kevin. Un attimo che voleva distruggerci, voleva rubare tutto, voleva spegnere tutte le nostre speranze assieme alla tua forza, alla tua energia. E invece non è stato così e non è così. Tenta di dare un senso al dolore di un'intera comunità e di una grande famiglia. Don Andrea, dal pulpito di una chiesa, quella di Salvatronda, troppo piccola per contenere l'affetto di tante generazioni, smarrite di fronte alla tragica fine di Kevin Gentilin, 15 anni appena, morto venerdì mentre a bordo della sua Vespa stava andando a scuola. Siamo tutti qui, tristi, sì, ma con un fuoco dentro. Gli sguardi persi degli amici di una vita troppo breve, i compagni di scuola dell'Istituto Sartor, centinaia anche i vespisti arrivati da ogni angolo del Veneto che con Kevin hanno condiviso una grande passione, quella per i motori. Sono loro a scortarlo nel suo ultimo viaggio. Sono alla fine 1500 circa le persone che abbracciano i genitori Christian e Silvia, il fratello Jody e la sorella Linda. Lo fanno ricordando piccoli grandi momenti. Caro Kevin, posso solo dirti che sarai sempre un bellissimo ricordo indelebile nel mio cuore e vorrei solo che chi stava scrivendo il tuo destino non avesse mai finito l'inchiostro. Ora però è arrivata l'ora di andare a fare benzina per l'ultima volta. Ricordati di farla al 4. Ciao Kevin. Rimarrai dentro ad ognuno di noi, ognuno coi propri ricordi. Ti ringraziamo per il viaggio fatto assieme e ti ricorderemo sempre perché meriti di essere ricordato, sempre. E perché tu, Kevin, per quanto mi riguarda, sei tatuato sul mio cuore. Ciao bello.
Nonno Gino affida il suo pensiero ad una lettera. Sarai al nostro fianco nel cuore, nell'anima, nello spirito. La musica, il ballo, il lavoro ti rendeva unico. Mi lasci un vuoto difficile da colmare. Tutte le sere passavi un'oretta a salutarmi, raccontandomi la tua vita, le tue aspirazioni future. Io in silenzio ascoltavo e ti dicevo: vivere, vivere, vivere. Ed è proprio nonno Gino a dare forza a tutti all'esterno della chiesa quando Papa Christian dedica al suo Kevin la musica del cuore che scioglie in un pianto, in un ballo liberatorio, disperato e collettivo. Vai Elia! Questa musica era di Kevin! Vai! La viviamo assieme! Buona Kevin, buona! Anza, Si amavano molto nonno e nipote, lavoravano assieme. Abbiamo delle immagini che ci ha portato Eddie Kaliman, dove il nonno urla a Kevin mentre lavora: vivere, vivere, vivere. Insomma, erano entusiasti entrambi della vita, reciprocamente, e questa è stata la fine di un ragazzo quindicenne molto diverso da quelli di cui parliamo, ci tocca parlare nei nostri telegiornali, cioè i violenti, quelli che fanno parte delle baby gang, i bulli. Non ci sono solo quelli, anzi sono una minoranza. La gran parte dei ragazzi sono come Kevin, soprattutto qui in Veneto. Dopo 2 settimane di agonia è morta l'83enne ricoverata in gravi condizioni dopo aver ingerito dei funghi velenosi. Incredulità in paese, a Valmareno di Follina, dove la donna era molto conosciuta. Hanno scambiato, lei insieme al figlio, dei chiodini, hanno scambiato una manita per dei chiodini. La manita è velenosissima, il figlio è ancora ricoverato in ospedale. La loro origine era un'origine di famiglie di agricoltori, per cui non si riesce ancora a capire come mai possa essere successa una svista così grande che ha portato purtroppo alla morte di Ermelinda. È un paese incredulo, Valmareno. In questa frazione di Follina per quasi 2 settimane in tanti hanno sperato in un epilogo diverso da quando Ermelinda Aiello, 83 anni, era stata ricoverata con il figlio maggiore Roy all'ospedale di Vittorio Veneto per un'intossicazione da funghi velenosi. Una battaglia durata giorni, poi complicata dalla positività al Covid e da un'infezione. Determinante però è stato l'ingerimento di Amanita phalloides, uno dei funghi più nocivi presenti in natura, ma molto diffuso anche nei nostri territori. La conferma arriva dallo stesso direttore dell'ULSS 2. Sicuramente era una situazione già difficile legata al fatto che, come sapete, l'Amanita phalloides è un fungo purtroppo che viene considerato mortale. Mario Collet, oltre a essere vicino di casa di Ermelinda, è stato sindaco di Follina per una vita, conosce le abitudini del paese. A Valmareno tutti raccolgono i funghi chiodini e la gente è abbastanza esperta, infatti è la prima volta che succede nella nostra comunità un evento simile. Nella casa dove l'83enne abitava resta il figlio Roy, dimesso dall'ospedale nei giorni scorsi. Preferisce non parlare, conferma solo come quei funghi, considerati inizialmente dei semplici porcini, siano stati colti nelle vicinanze, un gesto fatto chissà quante volte. Con lui si è messo in contatto il sindaco Paola Carniello. Ma ho sentito oggi il figlio maggiore, Roy, per fortuna l'ho sentito bene, so che anche lui è stato in ospedale perché anche lui ha mangiato gli stessi funghi della mamma, però probabilmente l'età più giovane lo ha aiutato a superare questo momento. I funerali della donna, che lascia anche un altro figlio Terry e 2 nipoti, si terranno nelle prossime ore nella chiesa di Valmareno. Una tragedia familiare prima di tutto, da cui parte anche un monito collettivo. Vorrei oggi fare un appello, se non siete sicuri dei funghi che raccogliete, rivolgetevi al servizio micologico dell'ULSS e se non siete tranquilli, diciamo che il fungo sia buono, evitate di mangiarlo.
Una nuova tragedia sulle Tre Cime di Lavaredo. Un alpinista bresciano di 52 anni ha perso la vita precipitando dalla vetta della montagna su cui era arrivato con un gruppo in cordata. Un noto scalatore bresciano di 52 anni è morto stamattina precipitando dalla vetta delle Tre Cime di Lavaredo. L'alpinista Giovanni Pillitteri con un gruppo di amici aveva raggiunto la cima risalendo la via normale della Cima Grande. Giunti in vetta tutti si sarebbero slegati e il 52enne, per cause al momento sconosciute, forse perdendo un appiglio, è caduto volando per 700 metri dalla parte del versante alto atesino delle Tre Cime. I compagni di cordata hanno lanciato l'allarme al 118. L'elicottero Falco del SUEM di Pieve di Cadore si è alzato in volo quando mancavano una manciata di minuti alle 11. Il corpo dell'alpinista è stato recuperato alla base della parete, ricomposto e consegnato con un rendezvous al carro funebre per il trasferimento alla camera mortuaria. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti. Sotto shock i compagni di cordata che stamattina, complice la giornata tersa e le temperature gradevoli, avevano deciso di attaccare una delle vie aperte sulla montagna simbolo delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Ad attenderli l'appuntamento con il destino che ha strappato la vita a Giovanni Pillitteri, morto in conseguenza di un politrauma. Servizio di Tiziana Bolognani. La notissima psicoterapeuta e scrittrice Vera Slepoi è morta per problemi cardiaci. È stata conclusa infatti la perizia del consulente che esclude definitivamente un giallo. La psicologa era stata trovata senza vita nella sua abitazione lo scorso giugno e la famiglia aveva chiesto alla procura di accertare la causa del decesso. La dottoressa Vera Slepoi è morta o per un'ischemia o per un'aritmia cardiaca in forma acuta. Questo quello che ha stabilito l'autopsia eseguita su incarico della Procura di Padova, che aveva aperto un'inchiesta dopo l'esposto fatto dai familiari della psicoterapeuta che volevano chiarezza e verità sulla morte improvvisa della loro cara. La dottoressa Vera Slepoi, 70 anni, è morta improvvisamente lo scorso 21 giugno. È stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Padova dalla collaboratrice domestica. La sera prima aveva partecipato a una cena del Lions Club e anche nei giorni precedenti non aveva lamentato particolari problemi di salute. Un mese prima si era sottoposta a delle infiltrazioni per curare un problema al menisco. L'autopsia ha escluso che i farmaci prescritti abbiano avuto qualche ruolo nella morte della psicoterapeuta, molto nota anche per il suo impegno politico. La morte, dunque, secondo il medico legale, è stata determinata da problemi cardiaci. Il cuore della psicoterapeuta presentava delle variazioni di natura anatomica che hanno aumentato il rischio di morte improvvisa. Secondo me questa è davvero una grave perdita è stata quella di Vera Slepoi, tra l'altro notissima scrittrice, ospite tante volte dei nostri programmi. E intanto impazza il gioco d'azzardo nel nostro paese. La Guardia di Finanza ha scoperto in 2 bar della marca 8 slot machine accese in un orario non consentito. Sono stati specifici servizi di appostamento a permettere alle fiamme gialle del Comando Provinciale di Treviso di scoprire che in 2 bar della marca si trovavano 8 slot machine accese in orario non consentito, in violazione della legge regionale che stabilisce le norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. Nello specifico la normativa dispone lo spegnimento dei macchinari e dei congegni da divertimento nelle fasce orarie dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20. I controlli della Guardia di Finanza invece hanno appurato che le macchinette erano accese nella fascia oraria protetta che va dalle 13 alle 15, ad insospettire i militari un anomalo flusso di persone all'interno dei 2 locali in quegli orari. Gli accertamenti in particolare hanno riguardato 2 ditte gestite da soggetti di nazionalità straniera aventi per attività economica la conduzione dei 2 bar. Sono scattate le previste sanzioni amministrative per 4.000 euro complessivi che sono già stati versati nelle casse dello Stato. Ancora incidenti stradali, rivediamo quanto è accaduto a Monte di Malo, un uomo che si è schiantato con l'auto contro un platano. Monte di Malo, schianto letale, è passato da poco mezzogiorno quando sulla strada provinciale 124 in via Giovanni XXIII una macchina improvvisamente esce di strada all'altezza di una semicurva e si scontra frontalmente con un platano.
Purtroppo l'uomo alla guida, un 61enne, sarebbe morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe perso il controllo della vettura per cause che sono al vaglio delle autorità competenti. Immediatamente è scattato l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i medici del SUAM 118, che però non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Il comandante della polizia locale di Bassano ha invitato attraverso le nostre telecamere chi era alla guida dell'auto pirata che ha investito l'altro ieri sera le due donne in via Colomba a presentarsi al comando alle ore contate. È caccia al o alla pirata della strada che martedì sera ha investito una novantenne e la sua badante che stavano rincasando a piedi per poi scappare senza fermarsi a prestare soccorso. Siamo in via Colomba, a Bassano del Grappa. Il veicolo, un SUV scuro, arrivava da est quando ha travolto le due donne che hanno riportato ferite per fortuna non gravi e sono state portate in ospedale per gli accertamenti. Se la caveranno con qualche frattura e qualche livido. Sull'asfalto i resti dell'impatto. Ora, assicura il comandante della polizia locale Giovanni Favaretto, la persona al volante del mezzo ha le ore contate. Sulla sua testa pende una denuncia per omissione di soccorso. Stiamo scandagliando tutta la videosorveglianza del territorio, sia telecamere private che telecamere pubbliche. Siete riusciti a capire di che veicolo si tratta? Anche perché pare che abbia lasciato dei pezzi. Sì, qui è testimone il vetro per terra, si è lasciato uno specchietto retrovisore laterale e quindi abbiamo identificato la tipologia di veicolo, marca e modello, quindi insomma abbiamo già ristretto il campo di azione. Non è la prima volta che a Bassano persone senza alcuno scrupolo scappano invece di prestare soccorso dopo aver travolto ciclisti o pedoni. Lei conti che nel biennio 23-24 abbiamo denunciato 4 persone precedenti con fuga con lesioni e sanzionati 41 automobilisti che in incidenti meno gravi non si sono fermati. Al di là delle norme che ci sono pesanti, è proprio un senso civico, il senso di rispetto verso le persone e verso la cosa pubblica. Se manca quello, si è messi male. Visto che abbiamo l'opportunità, attraverso anche le nostre telecamere, si potrebbe lanciare proprio un appello a chi si trovava alla guida di questa macchina scura. Sì, che si faccia vivo, al nostro comando di polizia locale che è in via Vitorelli, che si faccia vivo. Cosa rischia? Anche perché ci arriveremo comunque. Sì, perché c'è una rete di telecamere di videosorveglianza che prima o poi vi porteranno a risalire a chi c'era al volante di quell'auto. Certamente, senza nessun dubbio. Una notizia del mattino di Padova, vediamo la prima pagina, trovato agonizzante sotto le mura a Cittadella, l'appello della moglie, chi ha visto parli. Si tratta di Roberto Giaretta che dal 13 settembre scorso non è più lui secondo la moglie, forse è stato investito e picchiato, quindi per ora un altro giallo. Violenza contro le donne, non facciamo che raccontare episodi di violenza e di maltrattamenti. Qui il protagonista a Vedelago è stato un 45enne romeno. Prima ha aggredito l'ex moglie che lo aveva riaccolto in casa nonostante le violenze già subite, poi l'ex cognata che ha tentato di difendere la sorella al culmine dell'ennesima lite. A quest'ultima avrebbe anche puntato addosso un coltello. Soltanto l'arrivo dei carabinieri di Castelfranco ha evitato che una serata concitata si trasformasse in qualcosa di peggio in un'abitazione di Vedelago. Protagonista un 45enne romeno, vittime 2 donne peruviane quasi coetanee. L'allarme è stato lanciato proprio dall'ex cognata. Lei sostiene di essere stata minacciata con un coltello, quindi poi è fuggita di casa e in strada ha chiamato i carabinieri. Militari che intervengono a strettissimo giro e trovano il 45enne che tenta di scappare in bici, visibilmente ubriaco. Il romeno è una furia, tra calci e pugni ferisce leggermente anche un carabiniere. Nel momento in cui hanno chiesto documenti l'uomo si è scagliato contro di loro e c'è stata una colluttazione fin tanto che gli operanti sono riusciti a riportarlo alla calma e quindi ad arrestare
arrestarlo. Nelle scorse ore l'uomo è stato processato per direttissima con le accuse di minaccia aggravata, minaccia e violenza pubblico ufficiale. Convalidato l'arresto, non potrà fare ritorno a Vedelago, un uomo dall'indole violenta, stando ai precedenti, da qui l'indicazione a tutte quelle donne che hanno a che fare con questo genere di soggetti. Il consiglio che diamo è quello di essere sempre molto cauti sul ravvedimento di coloro che poi si rendono responsabili di maltrattamenti, anche perché diciamo quello che è il ciclo della violenza, il cosiddetto ciclo della luna di miele, ovvero dove c'è un ravvedimento della vittima, non sempre ha conseguenze positive, anzi molte volte, come in questo caso, può avere conseguenze anche piuttosto serie. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 14.000 giocattoli e gadget per la festa di Halloween di origine cinese che erano senza le informazioni e le avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore e se presenti non in lingua italiana. In particolare i prodotti e le confezioni devono riportare chiaramente visibili e leggibili in italiano i dati del produttore o di un importatore nell'Unione Europea, l'eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannose, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d'uso e per i giocattoli l'età minima o massima dell'utilizzatore. Il titolare della ditta è stato segnalato alla Camera di Commercio per le previste sanzioni amministrative. Bassano del Grappa, il Tribunale della Pedemontana diventa un terreno di scontro politico, sono anni e anni che lo aspettano i bassanesi. Le opposizioni cittadine accusano l'amministrazione di aver fatto solo passerelle elettorali e di spendere soldi della comunità per la manutenzione di uno scatolone vuoto che tra l'altro è costato, questa cittadella giudiziaria è costata 12 milioni di euro. Il Tribunale della Pedemontana è, o dovrebbe essere, una bandiera per tutto il territorio. Per il PD di Bassano invece è semplicemente una bandierina, o peggio, una banderuola in balia del vento della politica che se ne appropria in campagna elettorale e poi tanti saluti. In vista del Consiglio Comunale di giovedì, infatti, gli esponenti Dem sottolineano come fra le variazioni di bilancio proposte dall'amministrazione di Nicola Finco ce ne sia una che riguarda proprio il Tribunale. Eccola nei documenti in possesso dei consiglieri. Fra le varie voci ci sono 80.000 euro per la manutenzione dell'impianto antincendio del deposito del complesso di Via Marinali. Adempimenti che si devono accollare i bassanesi per la manutenzione di uno stabile vuoto, è il grido che si alza dai banchi del centro-sinistra. 80.000 euro, ribadisce Roberto Campagnolo, che potevano essere utilizzati per altri bisogni della città e dei suoi cittadini. Lo stesso Campagnolo ricorda che a giugno, in occasione di una visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, si era presentato all'esponente del governo per incalzarlo sulle tempistiche di un percorso che sembrava essere su un piano inclinato e che invece appare sempre più come un labirinto politico e burocratico. Ecco cosa aveva detto in quell'occasione. Mi sono permesso poi di presentarmi alla fine dicendo che il giorno dopo la mia elezione a sindaco io sarò a Roma con gli avvocati al Ministero e saremo lì a presidiare finché non avremo una risposta perché siamo stanchi di essere presi in giro. Insomma, da questo punto di vista il Tribunale della Pedemontana, che non vuol proprio saperne di ripartire, rappresenta per le opposizioni bassanesi solo uno spreco di denaro pubblico utilizzato come specchietto per le allodole in campagna elettorale. Accuse gravissime che colpiscono il centrodestra a ogni livello, dal sindaco Nicola Finco fino al sottosegretario Ostellari, le cui 5 visite di fila a Bassano vengono viste dai Dem come pura propaganda. E infine arriva la proposta che verrà rilanciata anche in Consiglio Comunale perché si inizi da subito a discutere di una possibile destinazione alternativa del complesso se il progetto di riapertura dovesse finire su un binario morto. Ma il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, non si vuole far trascinare nella polemica, respinge le accuse, anzi le respinge al mittente. Vediamo. Nicola Finco, il PD l'attacca sul tema del Tribunale, dicono che le spese per gli estintori e il materiale di sicurezza per gli archivi sono soldi dei bassanesi buttati via e che tutto il tema del Tribunale è solo propaganda elettorale della Lega. Ma i soldi non sono assolutamente buttati via in quanto lo stabile del Tribunale nuovo è uno stabile di proprietà comunale e come tale va tenuto secondo le regole, ma soprattutto va anche manutentato e tenuto su, e quindi ovviamente questo è quello che è stato fatto fino adesso.
successo e che continueremo a fare anche nei prossimi anni. Per quel che riguarda invece la partita del Tribunale, continua l'interlocuzione col sottosegretario Stellari. Negli anni scorsi abbiamo visto un'interlocuzione di tipo politico, oggi stanno facendo delle valutazioni di tipo tecnico, perché a livello nazionale stanno parlando della riapertura non solamente di Bassano ma di altri 3 presidi a livello nazionale. Comunque Bassano sarebbe l'unico tribunale per quel che riguarda il nord Italia. C'è una discussione anche da un punto di vista politico, perché oggi c'è un testo di legge che a firma Lega, Fratelli d'Italia, Italia Viva e altre forze politiche. Non mi sembra che il PD a livello nazionale stia sostenendo questa proposta di riapertura, ma comunque avremo modo di vederlo nei prossimi mesi. Sta di fatto che oggi c'è una trattativa a livello nazionale e ovviamente noi come amministrazione stiamo facendo pressione, però ovviamente sappiamo benissimo che ci sono dei tempi tecnici e speriamo quanto prima che il governo porti questo disegno di legge che poi permetta un iter parlamentare e poi la scelta spetterà alla fine, come ben sappiamo, al Parlamento. C'è stato un intervento a luna di notte dei Vigili del Fuoco in via Martire della Libertà a Zimella, a Verona, per un incendio che ha coinvolto un'abitazione. Una donna è stata portata in ospedale perché intossicata. Ad andare a fuoco un appartamento disposto su 2 livelli e confinante con altre abitazioni. I Vigili del Fuoco sono arrivati da Verona e da Lonigo con 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala. 16 operatori hanno cercato di contenere le fiamme che avevano completamente avvolto il tetto, causandone il crollo. Le operazioni di spegnimento hanno evitato che le fiamme si propagassero attraverso le travi in legno comunicanti alle abitazioni adiacenti. L'intervento è terminato questa mattina intorno alle 7:30. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, vice premier, ieri a Padova ha punzecchiato, anzi ha attaccato il presidente Zaia, ha parlato di un no al terzo mandato e sul commercio estero e sul nucleare ha detto che deve decidere il governo e non le regioni. Ne parleremo di questo ed altro con l'assessore Roberto Marcato dopo la pubblicità. Ieri a Padova un ministro degli esteri, Antonio Tajani, che è entrato a gamba tesa, si parlava di pace, ma ha subito criticato il presidente Zaia, ha detto noi non vogliamo il terzo mandato, sull'autonomia è stato sempre così piuttosto scettico, sul nucleare ha ribattuto al presidente Zaia che aveva detto di no al nucleare a Venezia. Insomma, sembra proprio ricorrente questo attacco al Carroccio e ne parliamo di questo ed altro con l'assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto Roberto Marcato. Assessore, grazie. Grazie a lei, direttore, buongiorno. Allora, cosa c'è? Qui non è soltanto aggressività di un politico che è abituato a molte battaglie, ma evidentemente c'è una strategia. Di cosa si tratta? Io credo proprio di sì, anche perché Tajani non è solo un ministro, è anche vice premier ed è anche segretario di Forza Italia, quindi non stiamo parlando dell'ultimo militante di Forza Italia, e credo che qui ci sia davvero molto di più di quello che appare, e trovo le affermazioni fatte dal segretario Tajani molto pesanti. Intanto il fatto che lui dica no al terzo mandato evidentemente ha in mente qualcosa al posto di Zaia e non ha capito che in realtà i conti li deve fare con noi. Poi io trovo abbastanza preoccupante anche l'impreparazione di questi politici, perché il fatto che lui dica che il nucleare è di competenza dello Stato ed entri a gamba tesa sulla delega in materia di commercio estero, sì, per quanto riguarda l'autonomia, dimentica 2 cose. La prima, che l'energia è una delle materie LEP, per carità, ma è una delle materie che possono essere delegate, che è previsto siano delegate alle regioni. E 2, il commercio estero è una delle materie non LEP delegate alle regioni. Allora, delle 2 l'una: o lui, quando hanno votato questa legge, questa norma, dormiva,
ma lo trovo abbastanza improbabile per un vice premier, oppure l'ha votata e adesso per mera speculazione politica ha cambiato idea, perché l'ha votata lui sta roba qua. Cioè lui ha detto che l'energia e il commercio estero possono essere delegate alle regioni. Non è che adesso nel momento in cui il Presidente Zaia le chiede il commercio estero, lui dice di no, perché, ripeto, lui ha votato esattamente questo. Dopodiché mi permetto di suggerire al Vice Premier Tajani un po' di cautela. Se lui immagina di mettere una centrale nucleare a Porto Marghera, decidendola lui dal governo, non ha capito che i veneti non sono dei fessi e noi gli scateniamo dietro un inferno. Cioè da noi non esiste che nessuno al mondo possa immaginare di mettere una centrale nucleare in Veneto senza il coinvolgimento dei veneti. 1. 2. Anche qui trovo imbarazzante l'impreparazione, perché lui parla di centrali nucleari di ultima generazione. Evidentemente lui non sa che le centrali nucleari di ultima generazione saranno in disponibilità non prima di 30 anni. Non prima di 30 anni. Noi abbiamo esigenze energetiche evidentemente un po' prima dei 30 anni. Per cui di cosa stiamo parlando? 1. 2. Ricordo sempre al Vice Premier che non c'è una legge. Oggi la legge non ti consente di fare nucleare, non ti consente. E la legge la devono fare loro. Per cui di cosa stiamo parlando? Per questo, direttore, che io ho forti dubbi su affermazioni che sembrano affermazioni analitiche. Non sono affermazioni analitiche. Qui c'è dell'altro. Allora, siccome lui ha fatto delle affermazioni pesantissime, visto che è il governo, invece di pensare di mettere la centrale nucleare a Porto Marghera gli do una notizia: c'è la ZLS, che è uno strumento per attirare imprese a Porto Marghera. Ecco, che si preoccupi di metterci i 200 milioni che servono nella finanziaria su cui stanno discutendo oggi. Ecco, di questo ha bisogno Porto Marghera, non della sua centrale nucleare, che probabilmente sarà in disponibilità fra 30 anni e quindi la vedremo realizzata fra 40 anni. Ecco, di fronte a questo, siccome le affermazioni sono davvero pesanti, io e qui parlo, mi svesto da assessore, parlo da fondatore della Liga Veneta. Per me l'esperienza di alleanza di centrodestra con Forza Italia in Regione Veneto per me è finita. Cioè, io se fossi il Presidente Zaia e il segretario Stefani, di fronte a questo attacco frontale alla Lega, ai Veneti e al Presidente Zaia, io interromperei qui l'esperienza di governo. E sarebbe un bene per tutti. Almeno una volta per tutte abbiamo l'opposizione interna, che oggi è più opposizione dell'opposizione esterna, che va nei banchi dell'opposizione e lì legittimamente può fare tutto quello che vuole, perché fare gli oppositori interni è troppo comodo. Quindi insomma ci ha dato una notizia l'assessore Marcato, c'è la possibilità che l'alleanza possa per quanto mi riguarda, con queste dichiarazioni italiane è finita, basta. 2025 le regionali, molto spesso Flavio Tosi torna su questi argomenti e non a caso ieri Tajani ha detto che il candidato di Forza Italia alle prossime regionali sarà Flavio Tosi, no? Sì, ma se non torna indietro su queste affermazioni e non cambia atteggiamento, Flavio Tosi sarà il candidato di Forza Italia e probabilmente faranno alleanze con altri, ma non sicuramente con noi. Loro sono liberissimi di presentare chi vogliono, ci mancherebbe, ogni partito è legittimato a presentare i propri candidati, ma con queste premesse io non vedo la possibilità oggi di avere un'alleanza, men che meno con un candidato di Forza Italia. Allora, risentiamo le parole, una parte del discorso di Tajani, l'intervista di ieri della nostra redazione di Padova. Poi parleremo del cosiddetto lodo Zaia, che consentirebbe a Vincenzo De Luca, governatore della Campania, di fare un altro mandato. Intanto sentiamo Tajani. La sicurezza si garantisce anche con la diplomazia, quindi credo che sia giunto il tempo di arrivare a un cessate il fuoco sia a Gaza sia in Libano. È chiaro che devono essere poi liberati gli ostaggi israeliani.
Nel frattempo le forze UNIFIL devono rimanere come cuscinetto tra Israele e Libano per presidiare il confine tra i due paesi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani a Padova per partecipare all'università ad un incontro sul tema delle strategie della pace in tempo di guerra parla di Medio Oriente. L'Italia con l'iniziativa Food for Gaza sta inviando 60 tonnellate di alimenti per i civili stremati dai bombardamenti. In tema di politica estera Tajani parla anche delle elezioni americane. Gli USA restano alleati a prescindere da chi sarà il prossimo presidente. È importante che nessuno dei due, una volta vinte le elezioni, giri la testa e non segua la parte del mondo dove c'è grande tensione, e non soltanto Ucraina e Medio Oriente, ma anche Mediterraneo e Africa. Bisogna avere una strategia comune, NATO, Unione Europea e G7. Sul tema dell'immigrazione Tajani ha sottolineato l'efficacia della politica del governo nella gestione dei flussi migratori. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nel Mediterraneo, meno 62, meno 63% quest'anno, quindi vuol dire che la politica del governo ha funzionato. Aumentano i migranti regolari, che sono quelli che vengono a lavorare nel nostro paese, devono essere trattati come tutti gli altri cittadini italiani che lavorano. Guardando all'Italia, Tajani ha ribadito la contrarietà al terzo mandato per i governatori. Il terzo mandato non esiste, bisogna in democrazia anche avere un'alternanza, non solo politica, è giusta l'alternanza, ma anche di persone. 2 mandati mi sembrano sufficienti. Noi abbiamo detto che proporremo ai nostri alleati al momento opportuno i migliori nomi possibili. Tosi certamente ha vanta esperienza amministrativa. E sul tema dell'autonomia? L'autonomia deve essere qualcosa di positivo, non qualcosa di negativo. Le regioni non possono sostituirsi allo Stato, le regioni devono fare ciò che è di loro competenza. Per quanto mi riguarda, il commercio internazionale non può essere complessivamente una competenza delle regioni. E beh, lì, Assessore, sono saltati su tanti ministri, no? Piantedosi ha detto non toccate i vigili del fuoco, Musumeci ha detto no, la protezione civile è nostra, non ci mettete le mani. Sì, ma non l'ho votata io sta legge, no, lo dico a chi ci sta guardando, questa norma l'ha votata il governo, il governo è fatto dal Presidente del Consiglio più i ministri, non l'ha votata Marcato. Il governo di maggioranza di questo paese, del centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, ha detto queste sono le deleghe che possiamo dare alle regioni, basta che ce lo chiedano. E tra queste c'è l'energia e il commercio estero. Adesso questi si svegliano il giorno dopo che hanno votato, dicono, ah bene, siccome l'hai votata, allora mi prendo la delega. No, ma l'hai votata tu. Ecco, poi andiamo a chiederci, facciamo grandi convegni per capire perché la gente non va più a votare. Non va più a votare perché non c'è coerenza. In politica manca coraggio e coerenza, che sono le 2 C fondamentali per fare politica. Ecco, queste mancano, ma manca perché uno che vede un teatro come questo è chiaro che dice, vabbè, insomma, se devo stare qua a votare per che cosa? Ti abbiamo votato anche per l'autonomia, l'avete votata, adesso che arriviamo al dunque mi dici di no. Cioè, questo è intollerabile. E questi non capiscono che si stanno allontanando sempre di più dal popolo che dovrebbero rappresentare, ed è gravissimo questo solco che stanno creando, ma non loro in particolare, ma tutta la classe dirigente di questo malandato paese non lo capiscono. Finché andrà a votare il 10%, in 4 decideremo le sorti del mondo, e questo è preoccupante, ma vedo che non interessa a nessuno, quindi per carità va bene così. Ecco, Assessore, dopo la Liguria, il voto, la vittoria del centrodestra, che diciamo che contraccolpi ci potrebbero essere sulle regionali del Veneto, anche perché adesso si vota in Emilia, poi si vota in Umbria, sono irrilevanti. In Veneto nessun contraccolpo, nel senso che, come ho detto qui la prima volta, in Veneto decidono i veneti. Dopodiché l'ho detto qui, voi avete intervistato, avete sentito qualche mio dirigente leghista e ha detto no, che decide Roma. Che per un leghista dire che decide Roma è come per un comunista andare a ritrovo dei fascisti, cioè, è la stessa roba, è un ossimoro, una bestemmia, è una roba. Dopodiché i leghisti li hanno mandati a quel paese, allora adesso anche i dirigenti del mio partito dicono no, bisogna decidere in Veneto, per cui si deciderà in Veneto. Questo, se lo mettano via i romani non toccano palla, cioè a Roma non decidono le sorti del Veneto, i veneti decidono le sorti dei veneti. Per quanto mi riguarda,
il prossimo presidente o la prossima presidente deve essere uno della Lega, punto. Ma non perché abbiamo un esercito di amministratori, siamo presenti in maniera capillare in tutto il territorio, dalle montagne al mare, siamo presenti dappertutto, abbiamo un'esperienza amministrativa straordinaria e una classe dirigente che non ha uguali in altri partiti. Per questo motivo noi rivendichiamo la continuità di presidenza della Lega. Su chi sarà il candidato, chi sarà la candidata, lo vedremo. Girano dei nomi che francamente fanno sorridere, ma insomma spero che ci siano nomi un po' più adeguati alle sfide di una regione come la nostra, perché abbiamo l'aspetto economico, l'aspetto sociale, sanitario, infrastrutturale, l'autonomia. Sì, stiamo parlando di una regione che è locomotiva d'Italia, quindi non è che stiamo parlando dell'ultima regione del mondo, per cui servono competenze, passione, capacità e onestà. Ecco, Fratelli d'Italia dal canto suo dice no, la presidenza aspetta noi perché noi abbiamo fatto un exploit, abbiamo tanti voti e quindi dobbiamo a questo punto avere noi più consiglieri, più assessori. Loro hanno una posizione assolutamente legittima con il consenso che hanno avuto. Io farei la stessa identica richiesta, ci mancherebbe, sarebbero sciocchi non farla. Però per le motivazioni che ho detto prima io sono profondamente convinto che la Presidenta debba continuare ad essere della Lega e ricordo agli amici di Fratelli d'Italia che gran parte del loro consenso è un consenso legato alla figura della Presidente Meloni, non è un consenso di Fratelli d'Italia del Veneto, è un consenso legato alla Premier che sta facendo un ottimo lavoro, che è persona assolutamente capace e di passione, per cui nulla da dire, mentre qui il consenso, l'abbiamo visto quando siamo andati a votare nei comuni, il consenso della Lega è radicato, ben piantato nel territorio. Quindi sono due dinamiche completamente diverse. L'attacco forse più violento di Tajani è quello sul terzo mandato, no? Nel senso che dice niente terzo mandato e noi candidiamo Tosi, come dire Zaia ha fatto il suo tempo. Però sì. Scusa, ecco, dicevo il lodo. Questo lodo del governatore, lodo Zaia si chiama, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che invece cambiando una legge potrebbe fare un altro mandato. Sì, e quindi non capiamo, allora l'Italia è tutta uguale, però ci sono regioni che sono più uguali delle altre, allora anche questo lascia un po' di suggestione. No, ma anche sul terzo mandato, a parte il fatto che sarebbe ora di finirla comunque, no. Decidiamo una volta per tutte, c'è il terzo mandato, non c'è il terzo mandato, perché se c'è il terzo mandato per Zaia, è Zaia, benissimo, costruiamo attorno alla ricandidatura del Presidente Zaia una compagine di governo. Non c'è il Presidente Zaia, ok? Dispiace, troviamo un altro candidato e costruiamo attorno un candidato, perché siamo a novembre, cioè anche qua andiamo a votare dopo l'estate del 2025, non è che abbiamo tutto sto tempo e i veneti hanno bisogno anche di sapere adesso che tutta la politica si attorciglia attorno terzo mandato sì, terzo mandato no, inizia a diventare anche stucchevole, per cui io sono perché il Presidente Zaia faccia il quarto mandato. Se così non dovesse essere, diciamolo, decidiamolo in fretta. Tajani ne fa una questione personale, cioè nel senso che lui dice tolto via Zaia io posso immaginare di candidare uno dei miei. Il problema è che non lo farà con il centrodestra, insomma, ecco. Lo farà con qualcun altro. E siamo in un momento politico davvero particolare, per cui io questa è una cosa che penso già da molto tempo. Potrebbero cambiare anche gli schemi in Veneto, potremmo vedere parti di centrodestra con il centro-sinistra, c'è uno spazio enorme per le civiche, c'è un ribollir dei tini nei territori davvero straordinario, c'è disaffezione nei confronti dei partiti, potremmo avere situazioni a cui non abbiamo mai minimamente immaginato. Sarà un periodo molto interessante. Da laboratorio qual è sempre stato il Veneto, peraltro. Sì. Allora andiamo in pubblicità e torniamo subito con l'assessore Roberto Marcato. In diretta con l'assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto Roberto Marcato e abbiamo anche
cambiato titolo perché dopo le parole di Tajani ha detto Marcato l'alleanza è finita. Con quali conseguenze, Assessore? Noi andiamo avanti, cioè noi abbiamo un programma e un patto con gli elettori, chi rompe il patto con gli elettori se ne assumerà la responsabilità, noi andiamo avanti fino alla scadenza naturale di questa legislatura, abbiamo i numeri per farlo, per quanto mi riguarda non cambia nulla, cioè Forza Italia non c'è in giunta, c'è in consiglio. Però ripeto, dopo questo insomma io la vedo davvero impossibile. Ecco, ma è ipotizzabile che ci siano appunto nell'ambito di questa politica magmatica sorprese del genere, che tipo Forza Italia si schiera col centro-sinistra, va a far parte di... Sì, secondo me sì, ed è un pensiero che ho fatto anche qualche tempo fa, sarebbe un modo per sparigliare le carte evidentemente e sarebbe un modo anche per il centro-sinistra di poter sul serio immaginare una scalata alla Regione Veneto. È per questo che io anche questa pace dei sensi che trovo nelle segreterie politiche, poi tutti i partiti, francamente io non la capisco, nel senso che si stanno muovendo molte cose, molte situazioni sul territorio, ripeto, ci sono comuni dove Forza Italia governa con la sinistra, insomma poi non dimentichiamoci che a parte la parentesi nostra con Draghi, che è stato un governo di unità nazionale dovuto al dramma del Covid, insomma Forza Italia con il PD ha governato per molti anni insieme, quindi, non dimentichiamolo questo, ha sostenuto il governo Draghi, il governo Monti, nonostante che Monti fosse stato l'esecutore del governo Berlusconi, hanno sostenuto il governo Monti assieme al PD, quindi cioè, anche qua abbiamo la memoria corta, ma non è che sia uno schema impossibile, è a mio avviso innaturale, ma non impossibile perché l'hanno già fatto e a me queste schermaglie qua un po' preoccupano anche da questo punto di vista, vedo un silenzio assordante del PD che dovrebbe essere lì a dire zero. Questi qua che bastonano come non farebbe neanche l'opposizione, perché c'è un attacco frontale fatto così al Presidente Zaia e ai temi sensibili, perché cioè, non sono andati a toccare che ne so, il numero di stuzzicadenti che devono restare in un barattolino. Cioè, ha fatto un attacco frontale all'autonomia, che per noi è, come dire, l'ossigeno, l'aria che respiriamo, un attacco frontale a uno degli emblemi della Lega, che è il Presidente Zaia, e poi vanno a metterti un dito nell'occhio dicendoti domani mattina, cosa peraltro impossibile, ti mettono una centrale nucleare a Porto Marghera. Cioè, altro, ho avuto dammi a sberle sul muso, cavami via a Carega, così mi sento di te. Oltre a questo, che cosa c'è? Mi sembra abbastanza chiaro, insomma, ecco, io spero che ci sia una reazione da parte della Lega molto forte, cioè questa non può passare così, non esiste che ci sia un attacco così pesante al Presidente Zaia, che rappresenta non solo la Lega, ma rappresenta tutti i veneti, e anche questa mancanza di rispetto dei veneti, decido io dove mettere la centrale nucleare, ma chi sito? Avevano provato, non doveva scominciare a trivellare in mare nostro qua l'altro ieri, perché mi trivella? Che provino a venire a trivellare e vediamo, mica Porto è 1 milione di persone, vediamo così chi trivella, perché dopo sai, cioè non è che i veneti sta là a dormire, quando poi li tocchi su certi temi sensibili diventa un po' più difficile da gestire. Non c'è dubbio, ieri sera abbiamo ricordato Biagio Giulian che nel 1652 nella rocca, per difendere la rocca di Sant'Eudoro dai turchi, si uccise, esatto. Si fece esplodere insieme alla moglie e ai figli pur di non arrendersi, i veneti sono veneti sono fatti così. Assessore, grazie infinite. Grazie a lei, è sempre un piacere. Grazie molte, davvero. Grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Alberto Pivetta. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.